diretto da come si presenta la situazione atmosferica in bici, si presenta da voi copulato, insomma, pare che non vi deve rispalazzare, poi comunque che lui è diretto da su Staravalle, te non narrata, ecco, no, che a Saldecchia mezzo copulato, in effetti è stato copulato, Baccar che tretteggio, comunque resto un po' scaricato, ma è scopulato su tutto, 11 gradi a temperatura massima, 6 gradi a temperatura minima, a stagione che comincia a torna a pispisare, se la tassa una e torna a portare via da essa 2 la salvato la provere e poi se la da essa schiffe in poi bene e dimos crasa e va cambiamento nessuno cambiamento crasco e tutto da die 9 gradi temperatura massima 6 gradi temperatura minima bene andiamo da innanzi si dimus a 9 che sono aumentiamo che io a Vitesse, Crasa, io a Sini Scola, che su Montalvo Sini Scola, Forza Vitesse. Amuso stoccamento de dolo, de dare, amuso, e allora il primo è con noto, però buon lamento, che il morto Alfonso Runeso, con noto pupetto, de trombone, babbo de Deborah e de Emanuela, frate de Cizzedo, il trombone su geometra e poi lasciate una prima tesina per che il numero che ha chiamato assicuratore l'intero l'ha fatto Kim in santo di adoro condolenze e pazienza a sua famiglia tutto vogliamo toccamento e dolo zia Pietrina Panedda 99 anni sinché il morto è Pietrina Panedda Gatti a Palmas mamma di Maria Pina Salvatore Fatto del Baglio Isabella e Luciana Ginterro Este Domenica Crasa Manzana San Novembre Sacrega del Salvatore Moreai condolenze e pazienza a sua famiglia tutto dai parte dei pitti bene andiamo adelante schissa novas amuso questo bel appuntamento in Roma posso scrivere che erano andare chiaramente che sono in IE verso Musta del Ciriaco Campus in Roma da essere 8 di Breaglio con titolo Cenere Ciriaco Campus questo adesso Scampino figlio del Diego Campus del Campino e del Giuliana Oronesu del Soldettuchino la famiglia che sono in Volterra emigrato dai su 60 o usano in cui Sasorre la piazza del Nenolina che ha accogliata con quella che è morta da Pacco che ha accogliata con Salvatore Cannas e dunque del zio puro di Rosita e di Gianni Cannas professore di Salvatore Cannas e di Salviata del Nenolina poi individuare insomma ecco poi este Brattile di Salvatore Lunesu che è stato in occasione via Salvemini scusa già un grande artista l'abbiamo intervistato pure come TBC TV voi potete sempre vedere se intervista che queste il suo YouTube di BC TV bene andiamo da innanzi abbiamo questo l'abbiamo già istruito comunque la laurea di Giulio Bulloni ma ne approfittiamo per dare a mezzo l'avanzamento e a risultato voi bello schiafusto ecco qua che amo rappresentato nel suo libro che è stato Eresi di Antonio Angelo Liori con Tighedes Pro Agro è su nepote e si iscrivete a Agro questo sconto conto scorso insomma no, con te ecco con Tighedes conto lo scamatisse illustrato poi il resto del disegno di Lorenzo Vacca Antoni Marras, lettore Pietro lettore Los Allesso Seresi e poi Pietro Pitalisi a Leonardo Chinso l'autore in Lugula e di Sabato Sese allora io quando che io che uno del conto poi scrive dei te a insomma questo sconto ecco vediamo questo del serve che
la pazienza del serve che è un animale mezza pazienzioso, un po' pazienzioso, e per questo motivo uomini se ne approfittano, sia che mulgere e da latte, mannedo, che se riferine, mannedo de agro, un nepote, fa che su lo caso che tu manni, sia che tunnere e da essa lana, mannedo tua, sia che sul maglione che io che stue. Poi, dopo, che non ho mannecato la pezza, sul calzolaio, dai sapete che anche se le scarpe si io che stue. E in cambio serve che, e te le damo noi, serva che si gode di sasa sola, non ti ha mai il vecchio, cioè la pazienza della pecora, poi l'italiano, queste pure, eccetera, eccetera. Chiaramente io con la polizia in bizzicheso, ma è scritto in desoleso, insomma, serve essere un animale pazienzioso. Poco uomini si ne approfittano, si fa e mangiare, dai su latte tuo, ma noi fai su caso ci papas tue. Si fa il tunnere e dai salana, ma nai tua fai te isbestiredos o chi estis tue. E appustisi, chi naus papaus a peccia, dai sapete, zuma istu faete iscosignos o chi impreas tue. E noi ite di dausu a sa erbe, pece serva che si ordeta sa sola, non ti faccia mai erbe. Sono di questo tipo, che le corse sono, ma veramente chi non ha morale, chi non ha veramente bravo Antonangelo, è stata una bella raionata, insomma. Andiamo da innanzi, vediamo, ecco qua, dobbiamo cominciare nello scarro del carro a seccare, inocchiamo sa cuppanzia, vizi che fa che nel carro suo e mi ha mandato la fotografia, esa esta, esa allegria, esa amistade che veste a che ne questo carro, non fa che ne in Montaneda, tutta de su le autoscuole, non più autoscuole, insomma, su Palazzo Emerzio Radore. E sono, come te stai vedendo, tutto allegro e contento, stasera fa che ne concordante sul carro. Sono state lo che sono preparato nello carro, no? Se mi mandano la fotografia, allora la pubblico. E se non, se mi nasce, se non ve lo sento il facchenne, io piccolo e la sacco io, Mattia, la fotografia. Già. Bene, andiamo da innanzi e cominciamo sempre a vedere, a prendere il colore del carro a seccare ed è sul comitato esatto io gli che lo prenda del colore. La sala del carro a seccare, 14 d'evre aglio, del planet, però mi manca in occhio l'orario bene iscritto, sono attimedio che ha fatto un sbaglio, non l'ha trasmesso l'orario, al dies, ma ne ha appena un attimo, vi posso pacco a fare che una naturalmente si collega, questo ecco qua, è scollegato andiamo da innanzi, no, ecco qua, l'orario sono in ocche e lo mandiamo subito in onda. No, un attimo, naturalmente non funziona tutto come si deve. Ecco qua, chi organizza teste sul comitato del Santo Iogli 2026, ecco, inviato come con un pacco arriva, te lo dico intanto che cominciamo a bere 14 che dovrei aglio in te pane te club start 22, questa è la sala del carro secare di Abatorico, però prima diamo il orario, e chi non che bisogna tutto, allora carro secare di Ziccheso, sala te danzante e sala del carnevalone, organizza il comitato Santo Ioglio da Messa e 26, su 14 che dovrei aglio, sala del carro secare, da sal decche de 0. 21 de Breaglio, te danzante, pro minores da 6 al Batolo a 7 de Ortaidie. Sempre 21 de Breaglio, già la prodotto, da 7 a mezzanotte, alle 24. 21 de Breaglio, inizia la sala,
Prototto verso la sala del Carnevalone, da essa mezzanotte in poi. Naturalmente, los che sono già intro, nada su comitato, los che sono nati a sala Prototto, possono restare intro per la sala del Carnevalone. Chi è già in sa sala, poter restare sul comitato arreata tutto, per fare festa tutto in pare. E damos un'occhiata a locandinas, ecco qua, te Planet Club, questo è adesso 14, di adesso sfilata, dopo terminata la sfilata potete tornare a divertire a su Planet Club. Poi abbiamo lo 21, musica e giochi per i più piccoli, ingresso 5 euro, per Planet Club ore 16. Poi abbiamo sempre, ecco qua, sempre serata danzante in maschera, un tuffo nel passato con le tue emozioni. Per Planet ore 20, sabato 21 febbraio, musica anni 90 latinoamericana, balli di coppia e tanta voglia di divertirsi. E poi per tancare Sala del Carnevalone, del Planet Club ore 00, cioè a mezzanotte. DJ by Bore Bella, ingresso 10 euro, sabato 21 febbraio, tema maschera libero, cioè uno può essere mascherato del suo che gli pare, per del Girbone, de Trump o del suo che gli pare, insomma, bosa aspetta, una bosa reana, che in allegria, comitato, santo io gli do a missa e 26. Bene, andiamo da innanzi, siamo però una cosa a chi non mette no la soidenne e come te mai non la soidenne l'evento che veste oggi è il Sassari. Un attimo a comando mareato sì pittorrata, ma non posso lasciare, ecco qua, un attimo ecco qua, ecco, vamos a trasmettere questa massine che la trasmettiamo diretto. La redazione no che funziona gai, sto tutto basato sul personale no este meta efficiente, quindi voi dovete accontentare, però non potevamo lasciare, ecco qua, l'evento che veste oggi in Sassari a sa 6 de ortaidie in diretta in videolina e in Bizzi TV si pilacchimoso su prezio de Attanielle Cosello declarato mastro divulgatore della musica e della cultura sarda. Un attimo del suo riconoscimento sul ruolo importante che ha capito Daniele e sa musica, e non solo sa musica, sa limba, sa maniera di organizzare e di dare valore a suo canto, al tenore specialmente. Bene, nos collegamos por il Bizzi TV. Andiamo da innanzi e entriamo in sa rassegna stampa, questa sarà la Sardegna, prima pagina. Scuola, Val di Tara, punizione? No, la regione fa lotta politica. Lo scontro sul dimensionamento porta, se l'assessore Nardo allora ci dia le risorse. E praticamente le risorse a canto Pareini, perché ha chiesto il dimensionamento, no, la regione non l'ha fatta e quindi non l'ha dato la risorsa. Però come Nardo, noi no, che come la risorsa del dimensionamento l'abbiamo subito dal suo commissario, quindi tanto vale che non deve essere pure rovinare. Aerei USA, caccia di tracce radioattive, il cargo russo continua a pendolare davanti alle coste sarde, ma il giallo si infittisce. Del resto questa nave russa che sta nel Torrane, in mezzo ai scalloni, siccome teneranno in Campidano, la flotta Omba resta al largo della Sardegna, mentre sui cieli dell'isola compare un rarissimo WC 135R Constant Phoenix dell'aeronautica USA, è un superaereo progettato per il campionamento atmosferico con il compito specifico di rilevare particelle radioattive nell'aria, usato
dagli USA per raccogliere i dati di test nucleari, rilasci radiologici e altri eventi come gli incidenti che coinvolgono materiali nucleari. Poi amo su risoluzione dei 1000 giorni per crescere un bimbo sano, rivoluzione dei 1000 giorni, la neonatologia si rinnova e mette al centro della crescita dei bambini in 1000 giorni, dal concepimento al compimento dei 2 anni, una fase cruciale che determina il futuro del bambino, il suo stato di salute, il suo sviluppo armonico. Dalla Biennale di Venezia alle pecore di famiglia, la mia Sardegna, Silvia Lotto si racconta. Andiamo da innanzi, chissà prima pagina dessa Unione Sarda, la Pratobello entra in aula, Piero Comandini, la proposta di legge all'attenzione delle commissioni, quindi tutti gli equipettini del comitato Pratobello pare che siete arrivando a carico di compimento. Il sindaco di Orgosolo, ecco perché quelle 211.000 firme possono fermare la speculazione. La proposta di legge dell'iniziativa popolare Pratobello 24 entra finalmente in Consiglio regionale. Il presidente dell'Assemblea, Piero Comandini, ha ufficializzato l'invio del testo alle commissioni. Saranno ascoltati i comitati che nell'estate 2024 avevano raccolto 211.000 firme. Una legge, dice il sindaco di Orgosolo, che può fermare la speculazione dell'energia. Comuni, incubo PNR. Per i comuni della Sardegna è corsa contro il tempo per chiudere entro il 30 giugno i cantieri finanziati dal PNRR, evitando di perdere risorse. Ma i sindaci si mobilitano anche per scongiurare il taglio statale di 75 milioni in 5 anni. Fitto, commissario europeo, narra: il diritto di restare va garantito ai giovani. Vicepresidente UE a Sassari: sarà presentata entro giugno la strategia per le isole d'Europa. Lo ha annunciato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, intervenendo all'inaugurazione della 464 anno accademico dell'Università di Sassari. L'Europa, ha detto Fitto, ha dato ai giovani il diritto di muoversi, ora deve garantire il diritto di restare. Si è parlato anche di Einstein Telescope. Entramos into the Soljornales, ecco qua, e hablamos proprio di Einstein Telescope. Fondi per 4 paesi, interventi di rigenerazione urbana, Lula, Bitti, Onanì e Orune. Il progetto dell'Einstein porta i primi fondi nei 4 comuni paesi dell'area, ovvero Lula, Bitti, Onanì e Orune. La regione stanzia 7.400.000 euro con la legge finanziaria. Serviranno per dare un nuovo look ai centri storici abbandonati, a interventi di rigenerazione urbana e sugli edifici privati che saranno concessi in locazione al personale coinvolto nella direzione e nell'esecuzione dei lavori. Una decisione attesa, annunciata da vari incontri coordinati dalla presidente della regione tra gli amministratori dei 4 comuni e l'assessore degli enti locali e urbanistica Francesco Spaneda. In effetti questa cosa mi è nata da Ionato Susinnico e adesso è sconvocata a un'intervista BC TV a Susinnico che non si spiega bene di che si tratta, ma si tratta perché deve in collina viene assistente che è a disposizione depone solo questo immobile, questo domo a disposizione, può essere poi diventare logistica e quindi essere accolta e preparata. La Einstein Telescope, afferma Spaneda, non è solo una candidatura scientifica di valore internazionale, ma una scelta politica di sviluppo territoriale che chiama in causa le comunità locali. La regione interviene con risorse dedicate, mettendo i comuni dell'area nelle condizioni di affrontare questa sfida con strumenti concreti e capaci di programmazione. Spiega: sosteniamo il recupero dei centri storici e la rigenerazione urbana non come interventi episodici
pubblici, ma come parte di una strategia che riconosce ai comuni un ruolo centrale. Le risorse servono a migliorare la qualità urbana e costruire condizioni di sviluppo a prescindere dall'esito finale della candidatura. Per Spaneda un segnale politico chiaro. I contributi nella finanziaria è prevista la spesa di 2 milioni di euro per il 2026, 1 milione per il 2027 e 1.400.000 per il 2028, il recupero primario degli edifici da destinare a locazione e le risorse ammontano a 1,5 milioni per il 2026 e 900.000 euro per il 2027, 600.000 per il 2028. I sindaci, con questo provvedimento passiamo dalla teoria alla pratica, dice Mario Calia, sindaco di Lula. Questo primo stanziamento è il frutto del lavoro svolto con l'assessore Spanetta e la cabina di regia, che hanno raccolto le nostre istanze. Per Giuseppe Ciccolini, sindaco di Pitti e presidente della provincia, con questi interventi la regione lancia un messaggio politico inequivocabile. L'Einstein Telescope non è solo una candidatura scientifica, ma un progetto di sviluppo sociale ed economico, la base da cui partire per costruire un territorio forte, credibile e competitivo, capace non solo di sostenere l'ET, ma di trasformare questa opportunità in benefici reali e duraturi per le comunità. Questi primi importanti finanziamenti gettano basi concrete per il futuro, dice Clara Michelangeli, sindaco di Onanì. L'assessorato agli enti locali e urbanistica da subito ha mostrato attenzione alle richieste avanzate. Restiamo in attesa di altrettante sensibilità, soprattutto sulla viabilità, dice Luigi Deiana, vice sindaco di Orune. Le risorse costruiscono un importante punto di partenza. Le due misure destinate al pubblico e al privato rappresentano efficacemente l'approccio necessario per valorizzare la competitività dei comuni e dell'intera area. Dopo che avete letto l'articolo, è importante di scrivere i test su Einstein Telescope, carri allegorici e gruppi in maschera, pronto il carnevale, siamo già in scuola, poi speriamo che mi arrivi a Terranova, date lo scarro, che sono facchenne in bici. Andiamo da innanzi e da Muldeolico Comandini apre le commissioni alla proposta da 211.000 firme. Solinas, attività produttive, assessore attività produttive, entro 10 giorni attivisti convocati. Il presidente dell'assemblea ribadisce la volontà di prendere in esame il testo. Comitati, denuncia in procura, Pale a Mogorella irregolare. Su queste aree ci sono usi civici. Andiamo da innanzi, vediamo sempre le costo, dobbiamo, questo entriamo nel merito come su cannato il vicepresidente UE e dell'Unione Europea, dobbiamo garantire ai giovani sardi il diritto di restare. Entro il semestre sarà presentato un piano strategico per le isole. Altro che insularità in Costituzione, una barzelletta. L'isola è esposta al saccheggio, solo la Pratobello ci salverà, vabbè, non esageriamo. Comunque, il sindaco di Orgosolo, Mereu, assurdo che la politica ignori 211.000 sottoscrizioni. Appello alla regione, impugni la legge nazionale di dicembre. Allora, dalla politica regionale sinceramente ci saremmo aspettati un impegno diverso. Pasquale Mereu, il padre della Pratobello, sindaco di Orgosolo e primo firmatario della legge, blocca speculazione, ci prova. Con le istituzioni vogliamo la collaborazione, non lo scontro. L'obiettivo deve essere per tutti la salvaguardia della Sardegna dall'assalto di pale e pannelli. Questa non è una battaglia di parte. Aree idonee da abrogare, la giunta batta un colpo, i militanti del presidio permanente del popolo sardo hanno manifestato a Cagliari. Ritardi sul PNR, a rischio le risorse. Questo siamo su titolo che abbiamo letto su
prima pagina dell'Unione Sarda, scadenza a giugno, sindaci preoccupati, Falconi chiesa presidente del Sanci, corsa contro il tempo, serve una proroga. 75 milioni di euro, tagli statali ai comuni sardi tra il 2024 e il 2028, e poi 2 miliardi, taglio previsto per il totale dei comuni italiani, 670 milioni, fondo unico enti locali nel bilancio regionale. Centinaia in piazza Nuoro, giù le mani dalle nostre scuole, non colpite i territori più fragili, questo è relativo sul ridimensionamento scolastico. Sindacati, studenti e docenti contro gli accorpamenti. Andiamo da innanzi, sono pacchi impresse che abbiamo quasi a mezz'ora, Val di Tara, fondi scuola, la regione ha rinunciato. Il ministro dell'istruzione, sono incentivi extra non dovuti, vanno acchiaffato il ridimensionamento e si sapeva dall'inizio, cioè la regione rischiata di questo fondo viene destinato da chi ha chiesto il ridimensionamento, la regione non l'ha fatto e quindi ha perduto il fondo, però come il ridimensionamento è statuato dai subcommissari e quindi giusto in ali ispettata a regione sarda. Andiamo da innanzi, fronte sardo diviso sui boss al 41 bis, scambio di accuse tra le coalizioni, Ghirra, grave silenzio di Nordio, Cappellacci, da Torre solo falsità, cioè di una cosa seria ne non fa che ne quindi un'ischermaglia politica ed è da chi vi poter messare plus, insomma. Portas non è una punizione, ci diano i soldi del personale, questo è relativo a suo caponato di Sara, adesso un ridimensionamento scolastico, è scapitato da 2 pagine di stampa. Rifiuta di usare il VAR artigianale, aggredito un arbitro minorenne. Trinità, la squadra locale voleva mostrargli il video dell'azione sul cellulare, non lo può impedire, cioè un arbitro non può andare a verificare sul cellulare oppure su che registrare nei visti tv se atti sbagliato o no a segnare un rigore, questo non lo può fare, a questo arbitro l'ana mischineggio, addirittura un arbitro minore l'ana mazzucato, insomma l'ana assegnato. L'utilizzo del VAR non è contemplato nei campionati dilettantistici, non c'è problema se ce ne creiamo un tutto nostro con lo smartphone, è quello che devono aver pensato i giocatori del Sporting Paduletta nella disperazione di vedersi sfuggire un risultato positivo nel match di seconda categoria con la Folgorettissi. Sabato scorso gli ospiti in vantaggio per 2-1 sul campo di Trinità d'Agulto, quella dell'89esimo era l'ultima occasione per pareggiare. L'arbitro ancora minorenne, ma non per questo disposto a farsi prendere in giro, non ha ovviamente accettato di andare a rivedere l'azione che secondo lui non era viziata da un fallo da rigore. I giocatori galluresi non l'hanno presa benissimo, secondo il resoconto del giudice sportivo FIGC è finita con un'aggressione al giovanissimo Fischietto, con tanto di gara sospesa, anni di squalifiche e alcuni responsabili ancora da individuare. Mancava un minuto al 90esimo quando è accaduto ciò che succede in qualsiasi partita di calcio, un presunto fallo in area che per l'arbitro non andava punito con la penalty. Alcuni giocatori dello Sporting Paduletta si sono avvicinati di corsa all'arbitro ragazzino con atteggiamento intimidatorio, chiedendogli di andare ad assistere, di andare dall'assistente di parte dei padroni di casa che aveva registrato Manara Mitu, un ambiente di schimo scarchi cosa. La flotta russa non abbandona l'isola, gli USA a caccia di tracce radioattive. Il volo aereo, nuclear sniffer, spuntano le analogie con il mistero della Ursula
nave stanno tornando, sì che un po' ne poca l'emotivo, Masi Mariano e Anna Tettorrata in una tana, che renale schiccare che cosa sta arrastando. Spari contro degli 007 di Putin, il numero 2 del servizi segreti militari, colpito in casa a Mosca. Naturalmente subito la gruppa annata a sull'Ucraina in modo tale da poter anche un altro bombardamento. Insomma, ma non si pone sul problema chi vorsi ne sono stufo pure in Russia. Il numero 2 dei servizi segreti militari russi è stato gravemente ferito a colpi di arma da fuoco. Uno sconosciuto, questa è la ricostruzione fornita dagli inquirenti, ha sparato al generale Vladimir Alexei alla schiena sulle scale del suo appartamento. Il presunto esecutore, avvistato sul posto dai vicini e forse inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza, si è dato alla fuga e la caccia è aperta. Secondo alcune fonti, l'alto ufficiale ricoverato in un vicino ospedale sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico e ora sarebbe in coma farmacologico. Le sue condizioni sono definite critiche. I vicini del militare 64enne, uditi i colpi, sono accorsi sulla scena urlando. Molti si dicono scioccati, qualcuno anche solo per il fatto che il numero 2 del GRU, l'unico servizio dell'intelligence russa sopravvissuto alla fine dell'era sovietica, vivesse nello stabile, un palazzo moderno in mattoni rossi in un quartiere nel nord-ovest della città. Eppure affermano fonti ucraine, nell'area risiedono diversi ufficiali. Accuse e reazioni, Mosca ha puntato subito l'indice contro Kiev, il tentato assassino del generale, eccetera eccetera. Lavrov hanno dichiarato dei gai, quindi un bombardamento non si nega da nessuno. Andiamo da innantesi, non posso strutturare l'articolo. Intanto Trump, gli Obama come scimmie, bufera su Trump a quanto pare ha pubblicato la fotografia, la scala di Obama e di Samussere, gruppo dei scimmione, veramente razzismo o pazzia allo stato puro, di un mago che governa talmente un mondo. Intanto il presidente, niente fondi al tunnel se non mi intitolate stazione e aeroporto, cioè la Casa Bianca, falsa indignazione, poi elimina il post e accusano lo staff, cioè non è che criticano una berbecchia per responsabile, poi estisse chi l'ha pubblicato, ma il presidente americano era caduto così in basso come Donald, mai un presidente americano era caduto in basso come Donald Trump, che ha postato un video apertamente razzista con gli Obama ritratti come scimmie in una giungla. La clip, che ha ricevuto migliaia di like, ha scatenato una bufera con critiche bipartisan in patria e una dura condanna anche della UE, secondo cui razzismo, incitamento all'odio e contenuti illegali non hanno spazio online, non perché lo dice la Commissione, ma perché sono illegali nella vita reale. Oh ya ya ya. A buon punto. Ultima cosa, Iran-USA, primo round di negoziati. Buon inizio, ma niente minacce. Intanto dagli Stati Uniti l'invito ai connazionali di lasciare subito Teheran. Spari contro il numero 2 dei servizi russi, la Mojaistu Istruzione Sarda, Mosca, il Cremlino, narrata opera di Kiev, ma intanto c'è uno spiraglio di pace. E che in questo abbiamo finito che per Trump che sta per darne, è narrata l'Occidente si sposta verso Cina e India. Gli Stati Uniti sono ancora al centro del mondo, ma per quanto? Dopo le 2 guerre mondiali l'impero inglese è stato sostituito da quello americano. Le basi militari americane nel mondo sono 800, la Cina ne ha solo 2, la Russia una dozzina.
è bastato un anno di Trump in gara con il mondo, soprattutto con la Cina, per incrinare il primato USA. Nessuna pace in 2 settimane in Ucraina, nessun Nobel per la pace, peggio ancora allearsi in chiave anticinese con Putin, uno che in 4 anni ha conquistato una piccola parte di Ucraina facendo morire 2 milioni di soldati. I dazi e le sanzioni hanno regalato alla Cina il ruolo di intermediario nei mercati osteggiati da Trump. Pechino controlla le zone importanti dell'Africa e del Sud America, non usa armi ma costruisce infrastrutture utili a tutti. Macron e Starmer, che vanno da Xi Jinping, sono un chiaro segnale di nuovo Occidente che si adatta andando a est, un segnale chiaro verso Trump. Va bene, tancamos in hoc, per la presa brinco, scusto che è già troppo tardi, siamo già a 37 minuti, mi propongo sempre di restare entro i 30 minuti, ma non è facile stare. In questo buon saluto, veramente che comunque sentiero De Marino Lunesa, salve che mesa, già cominciata la messa, e va bene, poi vanno a essere pure scondoglianze del suo Camposanto, che mi ha spiegato la famiglia, che non può tornare qui da Creia, può tornare a suo Camposanto. Bene, tancamos in occhio questo hit nova de hoy, che si sigla di tancatura, ecco qua, la mandiamo da innanzi.